telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati ancora una volta con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta alle 19 su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 della piattaforma Sky, per parlare di calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla prima categoria. Come tutti ben sanno, la nostra è una lunga maratona sportiva domenicale in onda appunto su Video Mediterraneo, tra le 19 e le 21 lo spazio con Penalty, tra le 21 e le 22:15 con la sala stampa di Penalty che parla soprattutto di calcio professionistico, e poi chiudiamo la nostra domenica con il futsal che parte appunto alle 22:15 e chiuderà alle ore 23. Insomma, una lunga domenica sportiva come al solito sulle frequenze di Video Mediterraneo. Come potete ben intuire, tra poco abbiamo cambiato location, siamo ritornati a casa, siamo a Modica, in diretta appunto tutte le domeniche, ma lo staff interno naturalmente della nostra trasmissione non è cambiato, anzi tutt'altro. Salutiamo subito in postazione il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ben trovato e ben ritrovato qui a Modica. Ciao Ettore, grazie a te e grazie a tutti i nostri telespettatori per l'affetto che sempre ci dimostrano. Tra l'altro voglio anche sottolineare che questo affetto è anche quantificato con dei numeri. In questo momento la trasmissione sportiva siciliana più seguita in televisione in Sicilia, quindi siamo doppiamente contenti perché ci sono i dati Auditel che parlano a nostro favore. Siamo contenti, no? Molto, molto, una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione. Vado subito anche a salutare la nostra penaltina, la nostra Federica, che oggi rimarrà con noi tutta l'intera domenica e poi si cambierà naturalmente la prossima settimana con il ritorno di Jenny. Ciao. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Ben ritrovati. Io mi sono lasciato per ultimo il nostro ospite, che attualmente è soltanto lui, però poi ci raggiungeranno altri nomi. Parliamo del nostro Cesare Sorbo, perché lei gioca veramente in casa, perché buonasera, essendo il direttore generale del Ragusa Calcio, insomma, ritorna piacevolmente, credo, anche a Penalty, no? Sicuramente sì. Benissimo, direttore, Grazie. la battuta la devo fare subito con lei, perché ormai i playoff si avvicinano. Il vostro girone di promozione è stato un girone molto intenso, tosto, con il ritorno del Canicattì, con il Santa Croce che all'inizio sembrava una squadra importante, con la Nissa che ha stravinto il campionato, ma anche questo Licata che credo faccia anche un po' paura. Sì, diciamo che ormai la classifica si è delineata con le 4 squadre che sono lì davanti. La Nissa ha fatto un campionato a sé stante, ha fatto un campionato a solo. Inizialmente stratosferico, direi. Sì, tutto il girone d'andata senza perdere mai un punto, quindi merita a loro che hanno vinto questo campionato. Ci prepariamo a questi playoff, siamo tre squadre che ritengo importanti. Tutte e tre, che in questo momento anche noi stiamo esprimendo un ottimo calcio, stiamo facendo risultati importanti. E quindi i playoff. Racconteremo comunque questo campionato della Ragusa, perché poi parleremo proprio nello specifico della promozione. Però io sottolineerei, come ha detto bene lei, questa vittoria della Nissa, che adesso è diventata anche matematica con il pareggio 2-2 contro l'Atletico Gela. Lo sarebbe stato comunque. Lo sarebbe stato comunque, però adesso è ufficiale, quindi ben venga il ritorno anche in eccellenza del capoluogo di provincia di Caltanissetta. Tu che ne pensi su questo ritorno della Nissa? Sperando che non sia un fuoco di paglia, perché adesso ci vuole l'organizzazione per continuare a grandi livelli. Quello che possiamo dire, Ettore, è che comunque la Nissa ha meritato durante tutto l'anno un girone d'andata strepitoso, come diceva il direttore Sorbo. Poi nel girone di ritorno i valori si sono un po' assestati, però un successo strameritato. Sotto il profilo del bacino d'utenza, eccellenza. L'eccellenza è quantomeno il minimo a cui Caltanissetta può aspirare. È vero. Allora, iniziamo subito e parliamo del campionato CND, lo facciamo insieme alla nostra Federica con i risultati di questa 14ª giornata di ritorno. Ed è stata una giornata anche molto impegnativa, perché le squadre siciliane, insomma, sono sempre più toste, soprattutto su tutti questo Siracusa che vince ma che ancora non è in vetta in classifica. Guardiamo i risultati insieme a Federica. Gragnano Gelbison 0-0. Città di Scordia Noto 0-0. Siracusa Sarnese 3-0. Frattese Due Torri 3-1. Palmese Reggio Calabria 0-1. Rende Leonfortese 1-1. Marsala Roccella 2-2. Vibonese Aversa Normanna 3-0.
Vigor Lamezia Cavese 0-1. Ecco, come ho anticipato, queste tre squadre che in questo momento sono nella zona altissima della classifica hanno vinto tutte e tre su tutti, giustamente questo Siracusa che si sbarazza di una Sarnese per ben 3-0. Guardiamo la classifica e poi da lì possiamo anche incominciare a capire come si svilupperà il proseguo di questo campionato. Cavese e Frattese 63 punti, Siracusa 62, Vibonese 50, Reggio Calabria 48, Aversa Normanna 43, Due Torri 42, Sarnese 40 punti, Gragnano 39, Leonfortese e Roccella 38 punti, Rende 37, Agropoli, Noto e Marsala 35 punti, Palmese 30, Gelbison 27, Città di Scordia 25, chiude la classifica Vigor Lamezia con 24 punti. Ricordiamo che in questo girone la Vibonese e il Reggio Calabria hanno anche una partita in meno. E adesso il tabellino del prossimo turno si giocherà domenica prossima, domenica 10 aprile. Questi gli incontri li vediamo già in schermata: Aversa Normanna Frattese, Cavese Rende, Due Torri Gragnano, Gelbison Città di Scordia, Leonfortese Marsala, Noto Palmese, Sarnese Vibonese, Reggio Calabria Agropoli e si chiuderà con Roccella Siracusa, mentre riposerà l'Agropoli. Allora Carmelo, e poi dopo parliamo anche con il DS Sorbo, devo dire che hanno vinto tutte, però a questo punto il Siracusa potrebbe con quel recupero tentare di scappare in questa classifica. Beh, oltre al recupero c'è da dire che comunque oggi, per quello che è stato l'andamento delle partite, il Siracusa da questo turno, nonostante il punto in meno rispetto alla coppia campana, è quella che sta meglio. Il Siracusa oggi ha fatto il suo dovere, ma l'ha fatto in modo convincente in casa contro la Sarnese, doppietta di Ricciardo e gol di Longoni, mentre invece hanno vinto sì le due campane, ma la Cavese ha sofferto più del dovuto contro il fanalino di coda Lamezia e ha rischiato anche la Frattese contro il Due Torri. La formazione divenuta si è permessa il lusso di andare in vantaggio a Frattamaggiore con il gol di Giacobbe e poi ha avuto anche delle altre occasioni. Complessivamente, per quello che si è visto, il Siracusa oggi sembra avere una gamba un po' più sciolta rispetto alle altre due. Per quanto concerne la panoramica sulle siciliane, un punto senza infamia e senza lode nel derby in chiave salvezza del Binanti di Scordia. Noto e il noto, i rossoblù di Giovanni Campanella fanno questo 0-0, probabilmente ha prevalso la paura di perdere. Infatti, tra l'altro, perdendo per entrambi sarebbe stato un guaio, invece quel pareggio ancora è tutto aperto. Dico bene, no? Diciamo che fondamentalmente quando si entra nella fase finale del campionato questo punto non serve a nessuna delle due, entrambe avevano bisogno di vincere, tutt'al più non fanno danni. Chiudiamola così. Non fanno danni. Non fanno danni, secondo lei, direttore, questo pareggio fra Scordia e Noto, no? Perché il Noto indubbiamente vincendo avrebbe risollevato ancora di più la sua classifica, ma avrebbe inguaiato questo Scordia che ultimamente però da qualche domenica a questa parte sta tentando una disperazione. Diciamo che con l'avvento di Giovanni Campanella lo Scordia ha fatto dei risultati importanti ultimamente, non ultimo andando a vincere a Reggio Calabria, sì, che è un campo estremamente difficile. Chiaramente lo Scordia è messo un po' maluccio rispetto al Noto che ha 35 punti. Guardi, le facciamo rivedere anche la classifica, sì, così la possiamo commentare sì, ulteriormente. Una classifica appunto dove c'è la Vigor Lamezia che seppur ultima ha solo 24 punti, ma 25 lo Scordia, 27 il Gelbison. Poi c'è questa frattura con Marsala, Noto, Agropoli che sono 35, 36, quindi diciamo che c'è una certa distanza. Qui bisogna stare attenti sempre a quel famoso discorso della distanza dei 9 punti per quanto riguarda il discorso dei play-out. Quindi diciamo che è una situazione estremamente delicata. Può farcela lo Scordia, secondo lei? Ma diciamo che se continua sulla strada che ha intrapreso, io penso che possa portare a casa qualche risultato, almeno sperare di tirarsi fuori da questa situazione. Però direttore, oggi anche per quello che è stato l'andamento dei risultati, il Gelbison ha strappato un punticino a Gragnano, oggi vincendo lo Scordia l'avrebbe agganciato. Sì.
uscire anche, entrare in zona play-out, anche sotto l'aspetto psicologico, probabilmente avrebbe sbloccato la situazione, e situazione speculare anche per il Noto. Il Noto con quei 2 punti in più avrebbe raggiunto il Rende, si sarebbe tirato leggermente fuori dal gruppone. Lo so, però ancora è tutto aperto. Però diciamo, partiamo dal presupposto che il Noto sta attraversando un momento di difficoltà societaria, per cui stentano anche loro, quindi anche il punticino... Sul Noto lei tra l'altro è un ambiente che lei conosce molto bene perché sì, ci ha lavorato. molto bene, sì. Qual è il suo giudizio su tutta la stagione del Noto? Ma diciamo che non è il Noto po' in se strana, stessa. comunque. Sì, è Un po' una stagione strana. Almeno da quello che sento sembra che si portano delle situazioni pregresse per cui non sono riusciti a sanarle. Però Noto è una piazza straordinaria, un ambiente splendido. Io sono stato 3 anni a Noto dove abbiamo fatto risultati incredibili. Cioè la città, i tifosi sentono molto questa Quindi squadra. questo campionato è un patrimonio, cioè Ma sicuramente questa sì, categoria è un patrimonio. ma io penso che non lo disperderanno, Infatti. io penso che alla fine ce la faranno a tirarsi fuori. Abbiamo avuto... Con sacrifici, perché purtroppo è il calcio, tutto il calcio che sta attraversando un momento di grande Noi abbiamo avuto difficoltà. un'impressione appunto un paio di settimane fa che il Noto avesse mollato, invece poi hanno avuto un colpo di coda, nuovo presidente, l'allenatore che ritorna, insomma hanno ricostruito l'ambiente e questo è stato fondamentale. Sì. È stato Nelle fondamentale. difficoltà poi bisogna unirsi e Certo, bisogna ritrovare coesione. Perché nel momento più difficile, Ettore, secondo me Frattamaggiore è stata la svolta. Nel momento Sono più d'accordo, difficile, sono andare d'accordo. a fare 0-0 a Frattamaggiore, campo secondo me ha difficilissimo. cambiato, poi l'entusiasmo, sono entrati anche nuovi soci, noi abbiamo avuto il presidente settimana albanese, scorsa, insomma, sì. Lì secondo me è stata la svolta. Noto non è secondo me solo un patrimonio solo per Noto città, ma per tutto il sud-est siciliano. assolutamente. Questa Serie D Sì. ha un valore straordinario. Sicuramente sì. Però adesso la domanda su Siracusa dobbiamo farcela. Certo. Che facciamo? Ce la facciamo? No, ma io credo che alla fine Ce la farà il Siracusa, Siracusa? sì, io credo di sì, perché ritengo che sia la squadra più attrezzata, forse la società più forte in questo momento, quindi guardando la rosa dei giocatori e vedendo anche come gioca, perché mi risulta che gioca anche abbastanza bene, penso che alla fine Ce la ce la potrebbe faranno. fare. Io, scusate, poco fa vi ho sentito parlare di partita di recupero, Sì. ma l'hanno recuperata in settimana la partita. Questa è una gaffa che è Infatti imperdonabile. l'hanno recuperata mercoledì, hanno fatto pari, hanno fatto 1-1. Chiediamo scusa. No, assolutamente. ma noi con il siccome nostro avevo trasferimento sentito a Modica sì. abbiamo perso tutti i riferimenti, quindi Sì, ci ha dato una notizia. hanno fatto 1-1, 1-1. vinceva fino al 90esimo e hanno pareggiato su rigore 1-1 al 90esimo. Benissimo, è stata una notizia Sì, quindi fondamentale. diciamo che Chiediamo sono- scusa sulla nostra poca informazione. Sì, è stata su questa- recuperata mercoledì la Benissimo, partita. perfetto. Allora a questo punto la classifica è più veritiera. È veritiera, è questa quindi la 63 classifica. Cavese e Frattese, 62 Siracusa, quindi Sì. sarebbe stato ideale vincerla, però vabbè, Beh, non è certo, così. ma ci hanno provato fino al 90esimo, vinceva 1-0. Immagino. Chiediamo ancora scusa per questa nostra mancanza di informazione. Ci dobbiamo fermare, abbiamo il primo break pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e iniziamo a parlare anche dei 2 gironi di eccellenza, soprattutto questo girone B. Pazzesco, veramente, c'è l'imbarazzo della scelta, c'è l'indecisione assoluta, perché chi lo vince, punto interrogativo, chi lo perderà non si sa, soprattutto chi saranno le 4 squadre che poi andranno a fare i playoff, insomma sarà veramente un terno alla lotta. Allora ci fermiamo, ci lanci la pubblicità, Federica? Sì, Ettore, abbiamo un piccolo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Eccoci rientrati in studio, ancora una volta in diretta con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, 5ª stagione, siamo ritornati a Modica, vogliamo ricordare che è già partita anche l'operazione Penalty Awards che sarà di scena giorno 6 di giugno, ma insomma parleremo ampiamente di questo premio giunto alla sua 3ª edizione già dalle prossime settimane. Saranno presentate poi a fine maggio le nomination e poi si voteranno i migliori atleti, i migliori dirigenti per quanto riguarda il calcio dilettantistico per la stagione 2016-2017. Oltre al direttore sportivo Cesare Sorbo è venuto a trovarci il general manager sportivo Davide Santonocito, reduce tra l'altro da un torneo pazzesco, dalle 1000 fatiche,
il torneo internazionale Etna Sud che si è concluso proprio il lunedì dell'Angelo. Noi di Penalty abbiamo realizzato 2 speciali seguitissimi e ci parlerai abbondantemente anche di questo torneo, devo dire, no? Direi proprio di sì. Beh, soddisfatto? Molto, molto. Ricevere i complimenti allo Zen San Pietroburgo con la volontà di tornare l'anno prossimo E questa ci è ripaga. una grande soddisfazione, grande affluenza. Il torneo prevedeva la partecipazione di squadre under 15 e under 17. L'under 15 è stato vinto dal Catania ed era la prima edizione ed era dei la prima volta giovanissimi. che partecipava. Quella lì, quello più importante, è stato vinto dal Palermo. Dal Palermo, quindi comunque in alto i colori siciliani allora. Tra l'altro contro la Calabria, Contro la Palermo, Calabria, Crotone e Catania Cosenza, Sì, 2-0. Cosenza e Crotone, le due squadre calabre che hanno partecipato e sono arrivate in finale. Allora, parliamo di eccellenze perché abbiamo tante cose da dire, perché veramente quest'anno i 2 gironi di eccellenza sono stati stratosferici su tutti, chiaramente il girone B. Iniziamo con il girone A, lo facciamo con Federica che ci dà i risultati di questa 13ª giornata di ritorno. Atletico Campofranco, Pro Favara 0-1. Gela Castelbuono 3-0. Camarat Alba Alcamo 2-1. Libertas 2010 San Cataldese 0-4. Mazzara Dattilo Noir 1-1. Mussomeli Cus Palermo 0-1. Paceco Folgore Selinunte 1-3. Parmonval Raffadali 2-0. Allora vince il Gela, vince anche la San Cataldese, le 2 squadre che stanno volando verso il campionato interregionale, su tutti chiaramente il Gela che andrà direttamente eventualmente nel campionato di Serie D, mentre la San Cataldese eventualmente dovrà passare dal gioco relativo ai playoff. Guardiamo la classifica, prossimo turno e poi parliamo anche con i nostri ospiti. Gela 61 punti. San Cataldese 56. Dattilo Noir 50, Paceco 48, Castelbuono 43, Folgore Selinunte 42, Mazzara 40, Alba Alcamo 38, Parmonval 38 punti, Atletico Campofranco 35, Mussomeli 33, Raffadali 28, Camarat 28, Pro Favara e Cus Palermo 27 punti, chiude Libertas 2010 con 11 punti. Allora, prossimo turno si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 10 aprile, questi gli incontri: Alba Alcamo Paceco, Cus Palermo Mazzara, Dattilo Noir Gela, Folgore Selinunte Parmonval, Libertas 2010 Pro Favara, Castelbuono Atletico Campofranco, Raffadali Mussomeli, San Cataldese Camarat. Allora Carmelo, prima di sentire anche i nostri ospiti, Gela che vola verso questo campionato di Serie D, credo anche abbastanza meritatamente, però questa San Cataldese è lì, che non molla, certi punti sono tanti, però nel calcio mai dire mai. Ne manca uno solo, manca un solo punto al Sì, Gela potenzialmente per sì. ottenere la Serie D, tuttavia questa penultima giornata nel girone A fra 7 giorni è abbastanza un rebus, perché questo punto che manca alla formazione di Totò Bruccoleri, il Gela dovrà andarlo a reperire a Paceco contro il Dattilo Noir, che terzo in terza classifica. forza del campionato e per tanti mesi rivale diretto del Io Gela. direi squadra rivelazione. Squadra rivelazione, squadra molto forte, Sì. ben messa in campo da Formisano che gli ha dato un gioco È estremamente vero. di valore. E quindi, però attenzione, anche la San Cataldese in casa ha un impegno delicato perché contro il Camarat che non è ancora salvo, che ha bisogno di punti salvezza, che spera ancora sia di evitare la retrocessione, che spera innanzitutto di evitare la retrocessione diretta, quindi tutte e due hanno un impegno delicato. Il Gela ha una partita un tantino più insidiosa, tuttavia insomma in 180 minuti serve solo un punto, insomma il Gela ha farcela. veramente un'autostrada davanti. Comunque onore e merito a una San Cataldese che sta lottando fino alla fine, oggi aveva un impegno abbordabile, la formazione nero-verde è andata a vincere sul campo del fanalino di Coda Libertas, con grande scioltezza anche il Gela, il Vincenzo Presti ha liquidato la pratica Castelbuono per 3-0, le reti di Alma, Scerra e Nassi, insomma finale di campionato ancora vivo, anche se il verdetto sembra più o meno scritto, manca veramente l'ultima lettera. È vero, è vero. Direttore, il verdetto è quasi scritto, il Gela merita ampiamente categorie molto più importanti.
è ripartita da zero, adesso il prossimo anno probabilmente disputerà il campionato interregionale, sperando che adesso l'organizzazione interna sia solida, determinata e vogliosa di portare anche la Lega Pro. Ma diciamo che è fondamentale oggi in tutti gli sport avere un'organizzazione societaria che è la base, che è la cosa più importante. Il GEL ha dimostrato di avere intanto una presidenza solida. Dottor Tuccio sappiamo, insomma, ha fatto calcio a certi livelli e quindi è giusto, è una piazza che merita Secondo lei questa è una squadra diversi. già pronta per l'interregionale oppure necessiterà sicuramente qualche altro ritocco? Ma ritengo di sì. Perché l'interregionale L'interregionale è un altro campionato. Poi dipende anche dai programmi che la società ha, perché chiaramente se devi disputare un campionato di vertice hai bisogno di rifare un certo tipo di squadra. Se devi soltanto, ma mi rifiuto di credere questo, perché conoscendo il presidente, conoscendo la società, conoscendo la città, ritengo che abbiano delle mire, quindi delle mire più punteranno importanti. probabilmente ad un campionato d'avanguardia anche Poi la prossima stagione. dipende da quello che vorranno fare, da quello che la società ha. E dipende anche dal budget, E no? infatti, Perché infatti, poi dipende da oggi questo. come oggi se si ha il budget si riescono a gestire campionati. Se no non si va da Se nessuna non parte. si va da nessuna parte. Sei d'accordo, Davide? Assolutamente sì. Se non si hanno dei budget non si va da nessuna parte. Senza soldi non si canta messa, si dice, quindi non Infatti. ci deve andare. E Gela sotto Però è questo- anche vero, Ettore, è verissimo, le idee sono altrettanto importanti. Sì. Avere tanti soldi e Sono spenderli d'accordo, male però bisogna averli i soldi per spenderli. è vero, Però però si rischia di Ma non parlare. averne, anche se uno ha le idee, rimangono Però è tanti. vero che le idee insieme ai soldi poi ti fanno la, Ecco. la combinazione Idee vincente. e soldi Gela fanno vuole andare tanto. alla Lega Pro, l'ha detto all'inizio, Sì. ha vinto i campionati, sta continuando a ma vincere. il Gela basti pensare che ha la stessa società di quando stava in Lega Pro, è tornato Infatti. Tuccio vuole tornare esattamente dove ha lasciato la squadra, E quindi poi insomma, vorrei dire, ma perché l'ha lasciata allora in quella maniera? Cioè sarebbe stato molto più logico stringere i denti, tenere la categoria, anziché ripartire quasi da capo. Beh, diciamo che il presidente io lo conosco, è una persona sanguigna, una persona di polso, una persona di grande carattere. Sicuramente le cose non stavano andando come lui voleva che andassero Voleva e dare una quindi smossa ha all'ambiente, ha probabilmente. deciso sicuramente di mollare. Poi tra l'altro, sa- direttore Sorbo, io non so cosa ne pensa lei, ma ha avuto veramente tantissimo fegato e tantissimo coraggio, perché lui ha preso la stessa matricola che avevano i professionisti, l'ha riscritta in terza categoria e ha scalato tutte le varie serie partendo dal provinciale nisseno. Bel coraggio, tutti cercano scorciatoie, comprano titoli e vedono un pochettino dove Cioè, non è potersi proprio poggiare. ripartito dall'inizio. Lui invece No, è ripartito da zero, ha vinto i campionati e oggi si ritrova. Del resto la società è forte, quindi glielo consente, c'ha i mezzi per poterlo fare. Poi molto probabilmente si avvarranno di professionalità all'interno della società, per cui poi viene facile fare 2+2. E poi soprattutto il pubblico diventa il Ecco, 12° uomo in perfetto, campo, perché perfetto. un campionato CND fatto appunto con una forza pubblico considerevole, Sicuramente credo sì. che dà un'altra energia Sì, sì, alla sì. squadra stessa, no? E Gela sappiamo benissimo che in Lega Pro portava tantissima gente, se si Che fa lo un stesso campionato di faranno, vertice, nel CND sicuramente riuscirà a dire la sua. Davide, ritornando al discorso del torneo, è anche vero che Gela per esempio mancava, o sbaglio? Gela mancava. Come mai? Già inizialmente ci doveva essere, poi Sì. non so cosa è successo a livello organizzativo hanno con loro rinunciato? e hanno rinunciato. A noi Ma dispiace erano stati perché invitati, sottolineiamo. e c'erano, perché noi faceva piacere avere anche il Gela, Certo. che è sempre un blasone in Sicilia. Certo, va bene. Scelte. C'erano tantissime altre squadre comunque, va bene, va Il benissimo. meglio. Ok, passiamo avanti, adesso parleremo di questo girone B del campionato di eccellenza che ancora una volta ci ha regalato altre ulteriori emozioni. Ogni domenica veramente scopriamo risultati e classifiche sempre diverse. Insieme a Federica con i risultati di questa giornata, la giornata numero 13, e vediamo che cosa è successo. Vai. Acireale Troina 0-0. Catania San Pio X, Sicula Leonzio 1-2. Città di Rosolini, Igea Virtus 0-0. Forza Calcio Messina, Sporting Via Grande 0-4. Orlandina Giarre 0-3. Palazzolo Atletico Catania 2-1. Sporting Taormina Rocca di Caprileone 0-1. Milazzo Modica 1-0.
Un Igea Virtus che pareggia a Rosolini e in questo senso riapre in un certo qual modo la zona altissima della classifica. La guardiamo insieme e poi ci sarà un super commento perché veramente gli argomenti saranno tantissimi. A te Federica. Igea Virtus, 61 punti. Rocca di Caprileone, 59. Sicula Leonzio, 57. Acireale, 56. Troina e Palazzolo, 55 punti. Sporting Taormina, 51. Milazzo e Giarre, 37 punti. Catania San Pio X, 35. Sporting Via Grande, 34. Città di Rosolini, 32. Atletico Catania, 21 punti. Modica, 18. Forza Calcio Messina, 12. Chiude la classifica orlandina con 6 punti. Bisogna guardare subito il tabellino della prossima settimana perché anche insomma, fra 7 giorni ci saranno tantissime, ma tantissime partite che potrebbero in un certo senso anche rivoluzionare questa ennesima classifica. Guardiamo il tabellino, si giocherà chiaramente domenica prossima, domenica 10 aprile. Atletico Catania Milazzo, Città di Rosolini Modica, Giarre Sporting Taormina, Igea Virtus San Pio X, Rocca di Caprileone Aciriale, Sicula Leonzio Forza Calcio Messina, Sporting Via Grande Orlandina e soprattutto questo Troina Palazzolo, perché io vorrei proprio iniziare dal Palazzolo insieme al nostro Carmelo, perché il Palazzolo ha agganciato questa domenica finalmente quantomeno il quartetto dei playoff. Per cui partiamo da là, partiamo da questa squadra di Strano che ha raggiunto una posizione che sino a un paio di mesi fa era impensabile e poi insomma vedremo pure anche che c'è sempre in corsa il Troina, c'è sempre in corsa la Ciriale, c'è sempre in corsa la Sicula Leonzio e c'è anche volendo in corsa anche lo Sporting Taormina, anche se da qualche domenica a questa parte ha perso un po' di terreno. Probabilmente lo Sporting con la sconfitta odierna con il Rocca si è un po' chiamato fuori dalla zona playoff. Partendo dal Palazzolo oggi aggancia la zona playoff anche se oggi ha sofferto molto come era anche nelle aspettative. Solo una punizione al bacio, una splendida punizione di Gianluca Filicetti ha regalato la vittoria al Palazzolo contro l'Atletico Catania, ennesimo risultato importante per gli uomini di Pippo Strano. E tuttavia il dato forte del girone D, il dato tecnico che emerge è che il campionato anche per il primo posto si è riaperto. Così come era prevedibile, non dico pronosticabile ma prevedibile sì, l'Igea non è riuscito a vincere a Rosolini perché andare a Rosolini e fare la partita è difficile per tutti e la capolista, la capolista ha sofferto la grande verve della formazione di Trombatore che prende un punto preziosissimo in chiave salvezza proprio per la regola dei 10 punti in virtù anche della sconfitta dell'Atletico Catania, un punto importantissimo che riapre il campionato perché il Rocca va a vincere a Taormina come abbiamo detto con un gol messo a segno da Gianluca Segreto e occhio anche alla Sicula Leonzio che dista 4 punti dall'Igea Virtus ma la settimana prossima ospiterà l'Angelino Nobile, il Forza Calcio Messina che è praticamente già retrocesso. Tra l'altro oggi la matematica dovrebbe aver condannato, se non le ha condannate oggi credo che sia bisogna lì fare il calcolo degli scontri diretti, ma credo che oggi Modica e Forza Calcio siano anche matematicamente in promozione e tra l'altro quindi matematicamente, teoricamente è ancora in corsa la Ciriale, anche se per rimettere la Ciriale in corsa per il primo posto servirebbe un miracolo, dovrebbe andare a vincere la settimana prossima a Rocca e sperare che l'Igea perda in casa con la San Pio X e San Pio X che sarà avversario ostico per l'Igea Virtus perché la San Pio non è ancora salva, arriva dalla sconfitta con la Sicula Leonzio, insomma un campionato che si è complicato forse più di quanto si poteva aspettare per l'Igea Virtus che resta la favorita, però occhio anche perché il calendario non è semplicissimo a partire dalla gara con la San Pio. È vero, è vero. Possiamo rimettere cortesemente in regia di nuovo il cartellino riguardante il prossimo turno, perché io da quello voglio far capire ai nostri ospiti che 2 importanti incontri ci aspettano appunto fra 7 giorni, Rocca di Caprileone a Ciriale, e lo aveva già anticipato Carmelo Puglisi, ma soprattutto questo Troina Palazzolo. Io partirei proprio da Troina Palazzolo per fare la domanda alla DS Sorbo. È una partita veramente da terno all'otto, perché chi perde probabilmente potrebbe dire addio ai playoff. Chiaramente sì, perché ormai mancano 2 partite alla fine, per cui
Perdere una partita oggi, allontanarsi 3 punti, significherebbe che poi all'altra squadra basterebbe 1 punto l'ultima partita. Quindi sono degli scontri diretti importantissimi. Chi vede favorito, se lo dica. Ma no, ma sono squadre. Poi io dico sempre una cosa, ormai l'esperienza mi insegna questo, che quando si giocano queste partite, è una partita che si gioca in 90 minuti, scattano Può tanti succedere di meccanismi, tutto. scattano delle motivazioni particolari nei giocatori, per cui può capitare di tutto. Sono 2 squadre importanti, qualunque risultato si può fare e quindi chiaramente Però con fa piacere il Palazzolo che con questa ascesa Ma ha certamente. recuperato una stagione che sembrava abbastanza compromessa fino a un paio di mesi fa. All'inizio sì, poi con l'avvento di Pippo Strano sono cambiate le cose, magari qualche giocatore avranno preso in corso d'opera, conosco tanti di quei giocatori, tutti giocatori importanti che hanno fatto categorie superiori. Direttore, non so se lei concorda, è la sfida fra 2 modelli di calcio diversi, questo spareggio per il 5° posto, il Palazzolo con giocatori di esperienza, Luca Strano, Sì. Filicetti, Calabrese. mentre invece Calabrese, il Troino Troino è invece molto questi più- ragazzi, è vero. per lo più stranieri, questi Sì, giovani che sì. Pagana sta plasmando a sua immagine e somiglianza, sono 2 modelli di calcio diversi, vero, 2 è vero. impostazioni che però quest'anno hanno dimostrato di proprio essere ragione. valide entrambe. Sì. Due proprio filosofie di gioco totalmente Completamente diverse. diverse. E quindi sarà un incontro di grande qualità domenica Sì. prossima a Troino. Entrambe, partiamo dal presupposto che entrambe meriterebbero i playoff Anche per la io. stagione che hanno Però fatto. come abbiamo detto poc'anzi, chi perde potrebbe, volendo non No, rientrare teoricamente più. Ettore, in teoria e a mio avviso anche in pratica, è uno spareggio per il È uno quinto spareggio, posto. sì. Chi vince è quinto, chi perde... Insomma. Attenzione, No, chi vince il quinto no, perché Chi c'è vince anche può l'altro arrivare anche scontro. quarto, addirittura chi certo, perde- c'è l'altro certo. scontro che Certo. è importante. certo, Sarà più corretto dire chi vince è dentro i playoff. certo, chi Sì. vince è dentro i Sì, playoff, sì. indubbiamente. Rocca di Caprilione e Ciriale invece, e anche lì sarà un terno all'otto. Davide, che ne pensi? Beh, assolutamente sì, poi col fatto che l'Egea oggi ha frenato darà qualche motivazione in più. Prima tu dicevi a Cireale, secondo me non potrà rientrare per la corsa al primo posto. Essere Beh, per il concreti. proposto è un po' difficile, però Quindi, assicurarsi diciamo, una buona a posizione rigor, di nel- matematica- a rigor di matematica Davide è ancora in corsa. Sì, però secondo me, che me lo sta per finire, manco 2 sì, partite, 2 voglio essere partite. concreti. Sì, la matematica non ti dà ancora questa possibilità, per come dire, È anche vero, in Serie Davide, A questo la è stato- Juve ancora è non anche può vero, perdere Davide, il però campionato, io non voglio ragionare per assurdo perché non dobbiamo fare i teoremi matematici. Però il campionato della Sampio alle grandi, lo sgambetto l'ha fatto, ricordiamoci, è Senza andato ombra di dubbio. a vincere a Lentini. senza un problema. In un campionato così imprevedibile, con equilibri così sottili, la Sampio che va a vincere al Potrebbe Contres, starci. Magari io non la vedo così Rocca fa assurda. la partita per vincere la partita. Attenzione Questo è perché proprio la per capace. Sampio, perdendo questa prossima partita con l'Egea Virtus, si inguaia alla grande. Cioè, perché il via grande all'Orlandina. voglio dire, si inguaia alla grande, quindi c'è tutto un incrocio che fanno di questo girone B veramente un girone interessante. Magari tra Igea e Rocca fino alla fine ci potrebbe essere, se l'Igea non fa risultato domenica Esatto. e Rocca batte la Cireale, cambia un po' tutto. Certo, adesso, Beh, si insomma, mettono è a un- pari punti. vanno a pari punti. Ma mi sembra difficile che l'Igea molli i punti domenica in casa. Sarà una partita molto importante per sì, la Sampio, però sarà veramente molto Comunque, intensa. Però sono partite che dovranno essere giocate, Esatto. Giusto. torno a ripetere, può sempre capitare di tutto. Certo. Ormai non c'è nulla di scontato. Assolutamente. Comunque Ettore, a prescindere da come andrà a finire, campionato bellissimo. Meraviglioso. Sì, campionato Sì. Erano bellissimo. anni che non c'erano Un'eccellenza questi Peccato, così ci sono- incontri, questi scontri. E il peccato è che è uscito anche il Taormina da tutto questo è scontro, vero. perché il Taormina ha fatto un campionato straordinario anche Ma loro. io hanno fatto un però campionato. dico pure anche che non ce l'aspettavamo questo No, Taormina. no, quindi ma infatti positivo. dico- Però il direttore ha ragione. Ettore. Piange a metà se il Taormina. Se il Taormina non avesse perso 2 settimane fa con l'Atletico questo Catania, devi dire. il Taormina era pure era ancora nel gruppo. Cioè, quello che vorrei dire, se andiamo a fare una valutazione su 16 squadre, ce ne sono 7 che lottano che lottano per la tutti per zona i primi altissima. posti, Sì, sì. quindi è una percentuale abbastanza elevata, il che dimostra che ogni squadra può andare ogni domenica a perdere in qualsiasi posto. Ma noi infatti ogni domenica sottolineavamo che il calendario ci dava degli incontri che determinavano sempre nuove classifiche. Un bellissimo e nuove campionato è possibilità. stato, non c'è stata una frattura, ogni partita è una partita... Devo dire meno male che c'è stato questo Certo, girone, perché negli certo. ultimi anni nel girone B di eccellenza, tra Certo. squadre che andavano via, tra squadre che si ritiravano, tra squadre che rinunciavano,
insomma Diventava abbiamo una avuto una barzelletta. qualità veramente da barzelletta, quindi benvengono, siamo contentissimi di avere avuto modo di gustarci un girone B del campionato di eccellenza. E ancora non è meraviglioso. finito. Diciamo che Ancora non è forse l'ultimo campionato eccellenza, tranne questo qua, a vincente fu quello che già c'era il Noto, con vittoria terzo incomodo 2009-2010, dove noi è vero. vincemmo il campionato con una sfida bellissima Sì, col sì. Noto, un campionato di altissimo livello. Bellissimo. Beh, E se forse- ogni 2 o 3 anni ce li teniamo. E magari- noi quell'anno abbiamo perso il campionato perdendo una sola partita da Contro la Cireale. Cireale. Non avevamo mai perso Beh, durante è l'anno. vero. Due corazzate. Due Vero, corazzate. due belle squadre. Allora, nel frattempo mi comunicano dalla regia che è arrivato il servizio sul pareggio dello Scordia. È chiaro che insomma ormai tutti lo sanno, le partite iniziano abbondantemente dopo le 15:30, quindi i tempi tecnici per organizzare i servizi e poi montarli per mandarli in onda un po' cambiano la scaletta del nostro programma, che è abbastanza standard, però è chiaro che i tempi sono talmente ristretti e quindi facciamo un salto di nuovo nel campionato CND e ci guardiamo il servizio di Achille Teghini sul pareggio 0-0 tra Città di Scordia e Noto. Si conclude 0-0 la sfida salvezza tra Scordia e Noto, valida per la 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie D. Un punto che muove la classifica di entrambe le squadre in ottica salvezza. Tante le occasioni nonostante il risultato a reti bianche, con lo Scordia che fino alla fine ha cercato di portare a casa i 3 punti. Adesso bisognerà fare quadrato e pensare alla prossima partita per i rossazzurri, che diventa decisiva, la trasferta di Vallo della Lucania contro il Gelbison. Tutto esaurito allo stadio Aldo Binanti di Scordia, dove molti tifosi rossazzurri hanno gremito gli spalti. Si registra la presenza di circa 50 tifosi netini. Lo Scordia scende in campo col 4-1-2-3 con Vizzi in porta, in difesa Sardo, Maimone, Listro e Simonetti, Omar Diop da mediano davanti alla difesa, centrocampo con Mascara e Zumbo, Di Maggio unica punta con le ali Messina e Ascione. Risponde il Noto di mister Cacciola, squalificata in panchina infatti è andato Lino Gurrisi con Ferla, Capuano, Cerra e Aprile, Cucinotta, Bertolo, Caruso e Assenzio, Mosciaro, Butera e Cozza. Parte subito bene il Noto dopo 8 minuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Assenzio, che trova la testa di Cucinotta, ma il pallone è alto. Risponde subito lo Scordia con questo tiro di Messina, con la grande risposta di Ferla e poi con la successiva conclusione di Zumbo, che è alta da poco. Al 21esimo percussione solitaria di Mascara, che scarica sulla destra per Messina, che agevola la conclusione di Zumbo, che finisce tra le braccia del portiere Ferla. Si fa vedere il Noto in avanti con questo tiro di Butera che si fa dissuadere da Vizzi. Al 39esimo ancora un'occasione per i padroni di casa con Di Maggio, che si inventa questo tiro da terra che impegna seriamente Ferla. Allo scadere del primo tempo c'è questo episodio dubbio con Maimone che viene atterrato in area di rigore, ma l'arbitro Luca Testi della sezione di Livorno è di parere differente e quindi ammonisce lo stesso Maimone per simulazione. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0. Nella ripresa comincia bene lo Scordia con questo tiro di esterno di Peppe Mascara di pregevole fattura che impegna Ferla. E ancora lo Scordia, successivamente pericoloso alla disperata ricerca del vantaggio. Ci prova Di Maggio con un tiro da fuori, ma il pallone finisce alto. Al 68esimo c'è ancora lo Scordia affacciato in avanti, c'è Maimone che si invola sulla sinistra con questo tiro cross che sfiora il palo destro. Al 76esimo si affacciano in avanti gli ospiti con Butera che effettua un gran tiro dalla distanza, costringendo Vizzi a fare gli straordinari.
Negli ultimi 10 minuti finali è un vero e proprio assedio con il Noto chiuso nella propria metà campo, così lo Scordia va in avanti con Messina che penetra in solitaria in area di rigore facendo tutto da solo e mettendo il pallone alle stelle. In conclusione c'è al 90° Ascione che scarica in progressione su Mascara che prova da fuori aria un tiro, ma Ferla compie un vero e proprio miracolo salvando i suoi. In virtù di questo risultato possiamo dire che la trasferta di Vallo della Lucania diventa fondamentale per la stagione. Ma diventa fondamentale, ripeto, l'importante è non perdere. L'importante è non perdere perché ci permette di stare a galla. Ancora non dimentichiamo che noi abbiamo quel famoso ricorso in atto. Se la Lega ci dà ragione, non lo so come va a finire, però ripeto, non è che noi andiamo là e ci giochiamo la nostra partita, ripeto, là ci andiamo per fare il risultato, non ci andiamo per farci una passeggiata. L'ha squalificato, oggi è andato lei in panchina in una gara che per lei significava molto, ecco, ricordiamo il suo passato con la Gimnica. Sì, una partita, la Gimnica era mia, fino a 2 anni fa la squadra della società era la mia. Diciamo che in questo momento essere in panchina a Scordia è la cosa più brutta che poteva esserci, però l'emozione è passata subito dopo 5 minuti anche perché il lavoro col Noto e il Noto mi sta a cuore per poterla salvare. Bene, certo fa un certo effetto vedere Gurrisi che parla del Noto, lui di Scordia. La no? sua partita, È la sua partita scordiense è la sua partita. È vero, direttore è strana questa cosa, no? No, vabbè, ci sta, chi lavora Succede, nel calcio... Infatti, una volta capita da una parte, una volta certo, capita dall'altra. No, era giusto vedere questo servizio perché sottolineiamo che lo Scordia comunque, adesso per fare di nuovo una postilla sul CND, è ancora assolutamente in una situazione dove probabilmente potrebbe ancora salvarsi. Vediamo cosa succede fra 7 giorni sul campo del Gelbison Cilento. E poi vedremo. Quello è lo scontro diretto. Trarremo le Davide, non ti ho valutazioni. detto niente non ti ho chiesto niente sul CND perché ancora non eri arrivato. Che ne pensi di questo Scordia, di questo ritorno possibile ad una salvezza insperata? Diciamo lo Scordia con l'arrivo di Campanella ha cambiato un po' il trend che ha avuto durante la stagione, purtroppo. E è chiaro che è cambiato tutto, hanno cominciato a fare punti, hanno vinto, hanno fatto risultati importanti, Agropoli in casa, prima ricordavamo Reggio Calabria. Il pareggio di oggi, è chiaro che secondo me, visto che le altre non camminano, non corrono, Sì, come il Gelbison, ha possibilità di rientrare intanto nel discorso di lotta per i play-out. È già una cosa importante. Se continua così possono rientrare, secondo me, Questa è la mancano 5 classifica, partite guarda, se non Davide. sbaglio, quindi 25, 27. secondo me possono rientrare tranquillamente. Tra l'altro il Gelbison non ha più fatto punti da un po' di tempo, secondo me possono ancora rientrare e scavalcarli. E poi nel discorso play-out... Diciamo che domenica prossima giocano appunto col Gelbison e quindi si giocano probabilmente E questa poi rientrando grande nel discorso chance. play-out, come diceva prima il direttore, una volta che tu sei lì, partite secche, tutto può succedere. Tutto può E visto che l'ambiente adesso è un po' più sereno, puoi anche salvarti. È vero, sicuramente è vero. Bene, allora chiudiamo anche questa brevissima parentesi sul CND insieme allo Scordia. Ci è sembrato giusto mandare in onda questo servizio realizzato appunto da Achille Techini, che è stato il nostro inviato anche per sigla. Congediamo il nostro Carmelo, lo rivedremo la settimana prossima con questa eccellenza che ci continua sempre un po' ad emozionare. Ettore, un buon proseguimento a te e a tutti i nostri telespettatori. Perfetto, allora Federica ci lanci la pubblicità perché tra poco parleremo del campionato di promozione dove abbiamo la Nissa che ha vinto il campionato ufficialmente e si aggiunge anche il Riviera Marmi che l'ha fatto già la settimana scorsa. Vai! Sì, Ettore, abbiamo una piccola pausa per la pubblicità, mi raccomando rimanete con Penalty. La lunga maratona sportiva siciliana, tutte le domeniche a partire dalle 19 sino alle 23, vogliamo ricordare un po' il palinsesto, lo facciamo ben volentieri, tra le 19 e le 21
con penalty, il calcio dilettantistico, alle 21 appunto lo spazio dedicato al calcio professionistico con sala stampa di penalty, e poi chiudiamo alle 22:15 con penalty futsal dedicato interamente al calcio a 5, che ha avuto quest'anno un grandissimo successo, e noi di penalty insomma abbiamo raccolto questa bella possibilità con le notizie riguardanti il campionato di Serie C1 e C2, con i 4 gironi di Serie C2, un programma coordinato naturalmente dal nostro esperto Alessio Patti. L'esperto invece del campionato di promozione è il qui presente Antonio Lapisarda, che ritrovo. Ciao Antonio, ben trovato. Buonasera Ettore, buonasera agli amici che ci seguono da casa. Benissimo, sei contento? La Nissa ha vinto il campionato, così... Lo meritava, dai, come l'ha meritato 2 settimane fa Riviera Marmi, e sì, come anche il Biancavilla. Benissimo, perfetto. Allora a questo punto diamo subito lettura dei risultati del girone A, dove appunto il Riviera Marmi ha vinto il campionato, oggi ha pareggiato. Con l'Ares Menfi perfetto. in casa. Guardiamo poi la classifica, la commentiamo, e poi abbiamo il presidente, anzi no, il vicepresidente al telefono. Vediamo un pochettino cosa stanno pensando per la prossima stagione. Perché sarà anche una stagione impegnativa. Quindi sì, sicuramente ci sarà aria di stravolgimenti in casa del Riviera Marmi. Speriamo che questa squadra in provincia di Trapani, Customaci, potrà far bene anche in eccellenza. Benissimo, allora Federica, subito con i risultati e poi dopo andremo con la classifica e il collegamento con il vicepresidente della Riviera Marmi. Ares Menfi, Riviera Marmi, 1-1. Bolognetta, Audace Partinico, 0-0. Castellammare, Prizzi, 0-0. Casteldaccia, Città di Carini, 4-1. Nuova Sancis, Monreale, 2-0. Real Finale, Cefalù, 2-0. Allora, ricordiamo che in questa domenica ha riposato il Pro Villabate. In classifica Riviera Marmi in testa con 56 punti, poi tutte le altre, adesso ce le legge naturalmente la nostra Federica, sottolineando appunto che l'Audace Partinico ha pareggiato a Bolognetta e si è fatto raggiungere dalla Nuova Sancis. Vai con la classifica, Fede. Riviera Marmi, 56 punti. Audace Partinico e Nuova Sancis, 46 punti. Castellammare, 43. Casteldaccia, 40. Real Finale, 39 punti. Monreale, 32. Bolognetta, 31. Cefalù, 28. Ares Menfi, 29. Prizzi e Pro Villabate, 27 punti. Città di Carini chiude la classifica con 22 punti. Allora, Riviera Marmi in testa con 56 punti, abbiamo detto che da 2 settimane ha vinto il campionato, sì. Mentre per quanto riguarda la zona playoff... Zona playoff, hanno pareggiato tutte, passo importantissimo della Nuova Sancis che ritorna prepotentemente in zona playoff, e adesso è una seria candidata alla promozione, perché ricordiamoci che l'Audace Partinico ha fatto la corsa, ha fatto la gara sul Riviera, poi ha mollato tutto di colpo e adesso giustamente deve guardarsi alle spalle da questa Nuova Sancis che veramente gioca un bel calcio e sicuramente merita un posto nei playoff. E sarà veramente importante adesso, già dalle prossime settimane, la griglia che si incomincerà a delineare. Esatto, ormai mancano 2 giornate al termine del campionato, quindi sicuramente ci saranno gli ultimi risultati per poter prendersi in possesso della posizione che meritano le squadre per poter anche fare dei risultati importanti. Tra queste squadre tu chi vedi la favorita per il passaggio poi alla finalissima del campionato di promozione? Allora, secondo me l'Audace Partinico ha una marcia in più, sì. Però diciamo che in questa situazione dobbiamo vedere anche la qualità e come arrivano le squadre atleticamente a questi playoff. Altre battaglie. Quindi io vedo la Nuova Sancis in ripresa e vedo anche il Castellammare e il Casteldaccia che sicuramente diranno la loro, non curando che dietro c'è un Real Finale che ha 39 punti e ancora in queste ultime due giornate può accadere di tutto. Può accadere di tutto. Allora adesso ci colleghiamo con il vicepresidente del Riviera Marmi, Mario Sugamiele. Pronto Presidente? Pronto? Dovremmo avere il collegamento con il vicepresidente del Riviera Marmi. Sì. Non sento la voce. Eventualmente casomai vedremo di ricollegarci tra qualche istante. Pronto? Mi sente? Sì, pronto? Ecco, adesso la sento bene. Allora, da 2 settimane già assaporate il campionato di eccellenza.
Sì, lasciando questo campionato di promozione... Non c'era messo così in anticipo in quella partita col Partinico, perché doveva capitare tanti risultati, doveva capitare il pareggio del Castellammare che è capitato, e abbiamo festeggiato con molte giornate in anticipo. Diciamo. Beh, meglio così soffrite di meno. Però voi avete la classifica sbagliata, perché sono tutte e tre, Sanci, Castellammare e Partinico, tutte e tre a pari punti. A noi risulta 3 punti in meno il Castellammare. No, sì, controlleremo, va bene, ok. Presidente, ma a questo punto avete, diciamo, in un certo senso già lasciato mentalmente il campionato di promozione, vi siete proiettati verso il campionato di eccellenza, con che mentalità vi apprestate a progettare il nuovo campionato? Allora, le dico solamente una cosa, che noi vogliamo un piccolo primato da portare fino alla fine, quindi ancora il campionato per noi non è finito, perché siamo imbattuti in tutto il campionato italiano, sono 6 squadre, quindi vogliamo ancora avere questa imbattibilità fino alla fine delle 2 giornate, quindi per noi il campionato di promozione, sì, siamo saliti in eccellenza, ma ancora vogliamo uscire imbattuti. Quindi ancora avete un obiettivo importante all'interno di questa stagione. Sì, abbiamo un altro obiettivo. Erano 3 gli obiettivi, uno giustamente l'abbiamo perso incontrando una squadra come il Belpasso nella semifinale. Parliamo di Coppa Italia, sì. E quindi questo qua. No, ma già stiamo lavorando in ogni caso, già sia come dirigenza, stiamo lavorando la dirigenza, perché vogliamo fare sicuramente pure bene nel campionato di eccellenza, sapendo pure che le difficoltà che ci sono delle squadre che già sono abbastanza accreditate, c'è anche la Nissa che ieri ha vinto il campionato, e quindi dico, ci sono delle squadre, ma stiamo lavorando già da ora per fare una squadra competitiva, e le dico che non ci nascondiamo di voler arrivare nei playoff. Benissimo, questo è un obiettivo importante, perché voglio dire, giocarsi già da adesso un campionato prossimo con una mentalità vincente può essere probabilmente la formula giusta. Perché abbiamo fatto il primo passo, abbiamo allargato la dirigenza, quindi sono entrati nuovi dirigenti, quindi nuova area, quindi giustamente, quindi ora stiamo lavorando per fare una squadra molto competitiva. Diciamo che già quella nostra è una squadra che era già quasi all'11esimi giocatori di eccellenza, e quindi abbiamo già fatto l'eccellenza, quindi non ci siamo nascosti mai che volevamo vincere il campionato a tutti i costi, quindi questo era già solo. E ora stiamo lavorando bene per fare un'ottima squadra. Dicevo, d'altra parte la classifica parla chiaro, il distacco è considerevole, 10 punti, e in ma lei non deve guardare solamente i punti, ma anche il punteggio del 60 gol fatti e 18 subiti. Assolutamente. Abbiamo Antonio Rapisante che vuole farle una domanda. Sì. Buonasera vicepresidente, volevo chiederle, il campionato comunque è stato più sudato di quanto dice la classifica, volevo sapere quando è che la squadra e la società ha preso veramente, si è convinta veramente di poter vincere il campionato e di poter salire in eccellenza. Qual è stata quella cosa che ha fatto scattare, diciamo, alla squadra la consapevolezza di poter salire? Ma io le dico la verità, non ne nascondo questo, quando abbiamo fatto questa squadra il nostro obiettivo era quello di vincere il campionato, però non sapevamo le forze del campionato, non assolutamente. Quando poi a dicembre, di fronte a tanti infortuni abbiamo avuto, non abbiamo perso per niente la classifica, la testa della classifica, lì poi materialmente quando capisci che insomma anche mancando di 5-6 giocatori importanti, sei sempre in testa e fai il risultato, poi alla fine abbiamo capito insomma che era la nostra portata il campionato, lo potevamo perdere solamente noi, non c'erano altre squadre che potevano, anche perché con tutto rispetto del Partinico, ma il Partinico non è mai arrivato sotto i 3 punti da noi, quindi insomma non è che noi abbiamo sofferto perché avendo sempre dietro 3 punti, però poi ci siamo allungati, insomma non c'è stata storia, non perché lo dico io, ma lo dicono i risultati e tutti i punteggi. Per la prossima stagione mister confermato? Sì, il mister è confermato, già sta lavorando assieme alla dirigenza e al direttore sportivo per poter portare a Custonaci insomma persone che già hanno fatto la categoria e fare un ottimo campionato senza soffrire assolutamente.
Perché Benissimo. Custonaci, dico, merita una piazza di stare in eccellenza tranquillamente, senza. Poi se viene oltre non ci tiriamo indietro, assolutamente. Benissimo, benissimo. Non Mi sappiamo piacciono cosa c'è. i presupposti che ci sono, complimenti. E noi complimenti. glielo auguriamo tutti, perché è Assolutamente. una squadra che merita. Bene, la ringraziamo, ci saluti Grazie anche il a voi. Presidente e allora speriamo di rivederci presto, chissà, magari dentro il Tranquillo. Penalty Awards. Ok, la ringrazio, buona serata, grazie. Grazie al vicepresidente del Riviera Marmi, Mario Sugamiele. Allora a questo punto ci fermiamo, c'è un break pubblicitario, poi rientriamo subito per parlare del campionato di promozione, perché per esempio nel girone D abbiamo questa Nissa che ormai... Finalmente, dopo finalmente ha 13 vinto. vittorie consecutive iniziali, è Il riuscita. direttore l'ha detto che era quest'anno una squadra assolutamente stratosferica per la categoria. Per i risultati che ha fatto sì. Assolutamente. Bene, allora Federica ci lanci la pubblicità perché poi tra poco ritorniamo a parlare del campionato di promozione. Abbiamo un altro piccolissimo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale.